Notte violenta, la criminalità è sempre più arrogante. Quando il sole non è ancora sorto sul cielo sopra Vicenza, in un centro storico un commerciante alza la saracinesca. Sono le 4 del mattino, la città è vuota, silenziosa, ma lui sente dei rumori. Provengono dal suo locale, non fa in tempo a capire cosa stia succedendo che viene sorpreso alle spalle. Mi hanno immobilizzato le braccia e uno dei due ha cominciato a prendermi a pugni e a calci. Due stranieri lo aggrediscono violentemente. Oggi è lui stesso, Sergio Sorarù, titolare di una nota pasticceria di Vicenza, a rivivere quei drammatici momenti. Ho degli ematomi e dopo mi hanno preso a morsi. Volevano a tutti i costi il marsupio che avevo con me, con il portafoglio, effetti personali, solite cose, il cellulare. Ho posto resistenza perché volevo cercare di salvare almeno il cellulare, che a loro comunque non serve, e recuperare le chiavi di casa, che sono importantissime, i soldi, pazienza. Sei riuscito? Ho recuperato solo le chiavi di casa, e il cellulare lo hanno voluto a tutti i costi, mi ha detto vuoi morire? E gli ho detto di no, quando che altro mi mordeva, mi ha minacciato di staccarmi un occhio, vuoi morire? No, e allora gli ho lasciato prendere. I banditi si sono poi dileguati. Oggi Sergio Sorarù ha fatto denuncia in questura. Gli investigatori stanno visionando le telecamere di sorveglianza per identificare i rapinatori, ma quello che percepiscono i cittadini è un calo drastico della sicurezza. Una volta uno ci pensava prima di fare un'aggressione, doveva avere un grande motivo. Adesso per un borsello, per una collanina ti aggrediscono, ti buttano per terra, ti prendono a calci. L'intero centro di Vicenza ormai è da considerarsi un luogo pericoloso da girare la sera, cioè, e anche di giorno. L'allarme criminalità oggi è un tema sicuramente nazionale. Anche le città di provincia come Vicenza sono cambiate. Le forze dell'ordine sono presenti, pattugliano le strade, le piazze, i parchi, ma i cittadini chiedono la certezza della pena e la questione diventa anche politica. Bisogna assolutamente che l'amministrazione si prenda anch'essa in carico insieme alle forze dell'ordine, quali Polizia di Stato, Carabinieri e anche la municipale, di tenere sotto controllo il territorio con presidi fissi e, se non fossero disponibili forze dell'ordine, di implementare con magari qualche agenzia privata in modo da tenere sempre e comunque sotto controllo il territorio, perché non se ne può più. Chi va a lavorare la sera di notte o chi esce alla notte dai lavori notturni è veramente rischioso.